Alla luce di un risultato storico dell'autonomia del referendum del 2017, è una battaglia che va sostenuta a tutti i livelli, soprattutto dai nostri regionali e dai nostri parlamentari. Chi rappresenta il Veneto in quelle istituzioni centrali deve portare avanti questa battaglia in maniera unanime, da destra a sinistra, senza distinzioni di colori e quindi non solo con parole ma anche con i fatti. L'opinione del sindaco Francesco Rucco sulla questione autonomia del Veneto, dopo l'intervento di ieri del presidente Luca Zaia, che ha sottolineato la necessità di portare avanti le trattative con fiducia per trovare l'intesa con il governo. Condivido il tema sostenuto dal Presidente Zaia perché l'autonomia è stata voluta da tutti i veneti e a Vicenza in particolare con un record di affluenza e di voti. È un tema importante, dimostrato anche dall'ultima pandemia che ne ha rallentato sicuramente il percorso a livello di governo centrale, ma allo stesso tempo va fatto presente quanto la sanità pubblica in Veneto sia importante e quanto sarebbe importante che fosse oggetto anche dell'autonomia. Quindi da questo punto di vista noi sosteniamo l'autonomia del Veneto, siamo al fianco del nostro Presidente Zaia e auspichiamo che a Roma riescano presto a sbloccare la situazione.